Sono Paola Roascio, responsabile unico del procedimento. Siamo sulla spiaggia libera di Zinola, nel comune di Savona, vicino al comune di Vado Ligure. In questa zona era stato fatto un intervento di riqualificazione della passeggiata. L'autorità di sistema portuale ha contribuito finanziando un progetto per circa 800.000 euro e realizzando 2 edifici a funzione pubblica. Il primo è un edificio realizzato con 2 corpi, uno un pochino più chiuso dove ci sono tutti i servizi, anche i depositi per l'esdraio, e poi quello più aperto dove poi ci saranno i tavolini e sarà il vero punto di aggregazione. Abbiamo cercato di fare in maniera che l'edificio fosse autonomo dal punto di vista energetico. E infatti il cornicione nasconde tutti gli elementi tecnici, tra questi ci sono i pannelli fotovoltaici e il solare termico. La forma ricorda anche la prua di un'imbarcazione. L'edificio più piccolo ha una forma che ricorda le cabine della spiaggia, è dedicato espressamente ai servizi per la spiaggia pubblica di Zinola, comprende le docce, gli spogliatoi, i servizi igienici. Di questi uno è completamente attrezzato per le persone con disabilità motorie. Tutto l'intervento è comunque a norma con le barriere architettoniche. I lavori adesso sono terminati da pochissimo, la direzione lavori è stata composta principalmente da personale interno, adesso stiamo raccogliendo tutta la documentazione, i certificati per poi realizzare i collaudi statici, tecnici e amministrativi, anche questi saranno realizzati da personale interno.